la nostra posizione è nota, cioè è ovvio che va garantita la popolazione ovunque e comunque dall'emergenza sanitaria. Starei molto attento a pensare che tutta la responsabilità dei nuovi focolai di Covid sia dovuta agli immigrati. Mi pare che ci siano casi di aziende importanti anche a Padova e in altre realtà del nord dove sono diffusi focolai importanti del Covid. La realtà è una sola: noi siamo dentro un mondo globalizzato, ci sono paesi, aree del mondo dove il virus è ancora molto attivo, anche vicini a noi, nell'est Europa, ma anche nella stessa Spagna, senza parlare di quello che accade negli Stati Uniti, in Brasile o in Asia. Il mondo è intimamente connesso, non c'è più un fuori e un dentro. Chi pensa che esista un fuori e un dentro non ha compreso quello che è successo negli ultimi 30 anni. Io penso che il problema sia quello appunto di avere strutture sanitarie adeguate, un intervento adeguato, diffondere tutti i sistemi possibili di controllo e di attenzione, insomma, a questa situazione pandemica, ma non ne farei come un problema, come dire, così importante, un unico problema è il fatto che esistono soggetti magari più deboli di altri che come dire, possono essere veicolo del virus. Io credo che ci siano, la storia lo ha dimostrato, questa pandemia si è diffusa prevalentemente attraverso i viaggi aerei. Mi pare che questo sia il dato unanimemente riconosciuto. Mi pare insomma che i migranti, quelli che cercano di raggiungere l'Europa per costruirsi un futuro, non viaggino normalmente in aereo. Paolo Benvenu, abbiamo fatto un accenno all'autonomia, 1400 giorni in attesa della risposta, di una risposta del governo dopo il referendum del 22 ottobre del 2017. Voi come Solidarietà Ambiente e Lavoro siete contrari all'autonomia, ho visto dal programma. Sì, certo. Intanto ricordiamo che noi eravamo contro anche alla modifica del titolo quinto della Costituzione, per cui non è che sia una novità. Insomma. Devo essere molto chiaro. Questo non significa che noi siamo contro l'autonomia. Noi pensiamo che l'autonomia debba soprattutto riversarsi nei comuni, nei luoghi dove c'è più prossimità ai cittadini. In questa concezione dell'autonomia, oltre un elemento di divisione interna alla Repubblica, che non significa lo Stato, ma una diversità di trattamento dei cittadini secondo le regioni di provenienza e di appartenenza, noi crediamo che ci sia un elemento insomma, di centralizzazione statalistico, non più a livello della nazione, a livello del paese, ma a livello regionale. Mi pare che anche il fatto che Zaia continua ad essere chiamato e a dirsi governatore del Veneto nasconda un'intenzione, insomma, che non è quella sostanzialmente di replicare un modello che avvicina a quella che è la regione, che ha una sua autonomia per Costituzione e deve comunque averla sulle basi comunque di una presenza attiva e importante di altre forme di autonomia, che sono in particolare quelle dei municipi. Io credo che gli insegnamenti che noi abbiamo avuto nel passato sul federalismo nel nostro paese, sull'autonomia, in particolare di persone come Silvio Trentin, ma non solo, vadano proprio nella direzione di, come dire, promuovere una larghissima autonomia delle comunità locali, e quindi noi vediamo l'autonomia centrata soprattutto sui comuni, che dovrebbero avere più risorse, più poteri, eccetera, proprio per la vicinanza che hanno con i cittadini. Io credo che questo sia il punto forte di differenza, insomma, tra noi e una proposta di autonomia differenziata, che peraltro è sostenuta da tutte le forze, insomma, perché dal 5 Stelle al PD e alla Lega nel Veneto questa proposta è stata sostenuta ampiamente, ma noi non la condividiamo. Senta, Benvenu, in vista delle prossime elezioni, insomma, la sinistra che margini di manovra e di risultati ha, secondo lei? A cosa può aspirare in un momento in cui c'è... Io non ho la sfera di cristallo. Io dico una cosa che è per me fondamentale.
Nel Veneto c'è un modello di sviluppo economico e sociale che era insostenibile prima, perché noi abbiamo l'inquinamento più alto tra le regioni europee, non parlo neanche del consumo di suolo più alto in Italia, abbiamo insomma una serie di disastri in casa dettati da questo modello di sviluppo, prodotti da questo modello di sviluppo. Abbiamo i salari più bassi delle regioni sviluppate del nord del paese. Io penso che questo modello fosse insostenibile anche prima. Adesso questo modello è già finito, perché i due asset fondamentali su cui si è sviluppata l'economia veneta, il turismo e le esportazioni, subiranno una formidabile contrazione. La risposta non è dare soldi a pioggia alle imprese, eccetera. La risposta è avere una programmazione, avere un'idea altra, un'idea di sviluppo possibile, di economia possibile, in particolare e soprattutto a partire dalla difesa e dal sostegno delle frange più deboli della popolazione. Questo anche perché lo stesso sviluppo economico, gli artigiani, i commercianti, eccetera, avranno la possibilità di mantenere le loro attività anche in ragione del fatto che si riproporrà, si muoverà un qualche elemento di mercato interno o di turismo di prossimità o di consumi di prossimità, perché le filiere lunghe, quelle che abbiamo conosciuto prima, non esistono più, sono state messe in crisi, ma non congiunturalmente, sono state messe in crisi strutturalmente da questa pandemia, perché tutti si stanno concentrando su scala almeno regionale per rilanciare l'economia. Questo è sostanzialmente anche il significato dell'accordo che hanno fatto in Europa, perché l'accordo che è stato fatto non è una vittoria di nessuno, è un accordo che dice sostanzialmente che la governance europea ha scelto una strada molto chiara, che è quella di rafforzare o sostenere con l'intervento pubblico in qualche modo l'economia e l'industria europea dentro un quadro in cui le esportazioni e le grandi competizioni su scala globale non troveranno spazio come prima, e questo la stessa Germania, nonostante la sua potenza industriale e di manifattura, ha deciso che questa era la scelta necessaria, perché sarà il mercato europeo che sosterrà la manifattura tedesca.